addetti nella sede centrale di Padova, 350 lavoratori a Santa Maria di Sala e 550 posti a Longarone. Ieri i presidi davanti alle sedi e primo confronto fra i sindacati di vertici dell'azienda. Il gruppo si è detto disponibile a considerare interventi alternativi per limitare i dipendenti coinvolti dal piano di riduzione. Il servizio è di Rita Lion. Giornata intensa quella che ieri ha visto oltre 400 dipendenti con i sindaci del centro Cadore e il capogruppo del PDL Veneto Dario Bond sfilare in corteo a Longarone, noncuranti della pioggia, per manifestare contro gli oltre 1000 esuberi annunciati da Safilo, uno dei maggiori produttori al mondo di occhiali da vista, da sole e sportivi. Una realtà che vede coinvolte le 3 ditte venete di Padova, Santa Maria di Sala e il centro del Bellunese, che ha fatto discutere a partire dall'11 maggio scorso, quando Safilo ha dichiarato come intende procedere per risaldare i conti dopo la perdita della licenza Armani nel 2011. Teniamo i 10 milioni di pezzi che Safilo produce in Italia, teniamoli in Italia nella produzione italiana e possibilmente nella nostra provincia, e cerchiamo anche di dimostrare a questi lavoratori, a queste lavoratrici, un senso di solidarietà forte da parte di tutti, da parte delle istituzioni, da parte anche del sistema produttivo veneto e della provincia di Belluno. Esclusa quindi la delocalizzazione della produzione in Cina a favore del mantenimento del Made in Italy, è quanto afferma l'amministratore delegato di Safilo Roberto Vedovotto, che in una lettera aperta aggiunge inoltre che sarà fatto ogni sforzo per ridurre gli esuberi. Apprezzo le parole dell'amministratore delegato, ora dobbiamo ridurre il più possibile gli esuberi, certo la perdita di un marchio è una perdita di commesse, però dobbiamo pensare che è un'azienda importante, un'azienda che deve rimanere sul territorio. Lavoro, 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 non possono essere solo parole, devono anche essere azioni, anche rivoluzionarie alle volte. Se dobbiamo cambiare qualche regola europea, ebbene battiamo qualche colpo anche in Europa. In attesa degli incontri di giovedì e venerdì tra aziende e sindacati, l'attenzione e la partecipazione alle trattative da parte delle istituzioni deve essere doppia. Spazio ora alle